È tempo di radicchio e per quello veneto è anche la stagione della promozione. Una rassegna dedicata al radicchio in tutte le sue forme ha fatto tappa a Venezia. Fiori d'inverno, la kermesse itinerante dedicata al radicchio rosso di Treviso IGP e al variegato di Castelfranco IGP ha fatto tappa a Mirano, comune del Veneziano, dove questo prodotto è coltivato da secoli. Una giornata di festa che ha coinvolto cittadinanza e oltre 30 aziende del territorio. Il radicchio rosso di Treviso, uno dei prodotti più importanti del nostro territorio, non poteva mancare dalla nostra programmazione e quindi l'inizio dell'anno della Proloco è anche con questa manifestazione, radicchio di Treviso e dei sapori della tradizione veneta. Venezia e le sue meraviglie distano pochi chilometri. Mirano, come il resto dell'entroterra, punta a farsi conoscere meglio dai turisti che approdano sul Canal Grande. Per questo a breve sarà pronta la nuova segnaletica della strada del radicchio. Mirano fa parte di quelle località che rientrano nella strada del radicchio e assieme alla provincia di Treviso andremo a mappare questa strada con i cartelli segnaletici all'ingresso di ogni città. Dunque fra un paio di mesi penso che la cosa venga realizzata. Con la promozione della nuova strada del radicchio si punta a far comprendere il valore e le potenzialità del radicchio protetto da denominazione IGP, non solo al pubblico ma anche ai produttori. La bontà del radicchio di Treviso è dovuta soprattutto al fatto che viene prodotto in un territorio dove ci sono delle risorse idriche molto particolari, dove c'è un terreno molto particolare e dove abbiamo un'esperienza di produzione molto particolare. Queste sono le tre cose che bisogna tutelare al fine di poter garantire in futuro un prodotto vendibile e un guadagno plausibile.